Presidente, se vuole posso iniziare io per D'Alessandro. Come preferite. Sei lungo? Mezz'ora. Ok. Presidente, allora inizio io nell'interesse di D'Alessandro Luca. Sì. Nei confronti del D'Alessandro siamo a giudizio per i capi 27-31, ovvero per interposizione fittizia, per riciclaggio, tutti aggravati dall'ex articolo 7, oggi 416 bis, punto 1. Chi sono D'Alessandro e Cosentino? Diciamo che questi sono due soggetti le cui posizioni sostanzialmente vanno a braccetto in relazione a quello che viene contestato. Sono due imprenditori, principalmente del settore dell'abbigliamento, che a seguito di una serie di vicissitudini appunto imprenditoriali hanno avuto delle grosse problematiche economiche e che per cercare appunto di recuperare un po' di attività, un poco di credibilità commerciale, iniziano a chiedere dei prestiti nei confronti di terzi soggetti, spesso e volentieri anche gravati da tassi di interesse usurari. Il D'Alessandro è un soggetto che prima di essere attinto appunto da questi fatti aveva delle attività, era l'ideatore di un marchio di abbigliamento, il Q61, ma quell'attività imprenditoriale, come dire, caducò miseramente sotto l'aspetto economico, tanto da essere poi iscritto in CRIF, da essere protestato, da avere una serie di problemi bancari tali e tanti da impedirgli poi per le successive attività che lo stesso intendeva realizzare di poter essere titolare e legale rappresentante delle nuove aziende e cercando appunto soggetti che potessero rivestire tale incarico appunto non avendo problemi bancabili. Presidente, io nella discussione di stamane partirò dalla contestazione dell'aggravante ex articolo 7 416.1 e sostanzialmente questo difensore ritiene l'inesistenza assoluta dell'aggravante in parola nei confronti del proprio assistito, ma del resto questa non è una valutazione personale della difesa, è una valutazione già realizzata, già compiuta sugli stessi atti di indagine poi prodotti, sulle stesse testimonianze realizzate, è una valutazione che ha fatto il Tribunale del riesame con l'ordinanza del 22 luglio 2020 annullava l'aggravante in parola in relazione al D'Alessandro per tutti i capi di imputazione. E diciamo che sul punto, tanto è vero, chiedo scusa, che ad oggi la misura cautelare in atto è solo per alcuni dei capi di imputazione, ma per tutti vi fu la caducazione dell'aggravante. Già nella ordinanza il Tribunale del riesame dava atto di un fatto molto semplice. Il pubblico ministero contestava l'aggravante nella forma soggettiva, evidenziando cosa? Che le condotte delittuose di impiego capitale e trasferimenti fraudolenti fossero state realizzate per cosa? Per agevolare l'associazione di tipo mafioso denominata Camorra con articolazioni territoriali operanti oltre che in Campania, a Roma e nelle regioni settentrionali. Il Tribunale del riesame, in sede di valutazione dell'aggravante, a onor del vero andava un po' oltre e diceva: è vero, questa è la formulazione, la contestazione dell'ufficio di procura, ma è vero pure che l'ufficio del GIP, quindi il GIP che emetteva misura cautelare, cercava di organizzarla, cercava di motivarla in maniera diversa e precisamente posandola su quella che era, relativamente alla posizione del GIP, appunto l'esistenza di un clan denominato Senese, sostenuto da due elementi sostanzialmente: dalle dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia in anni successivi rispetto a una sentenza di assoluzione del 2010,
che avrebbero appunto confermato l'esistenza di questo clan, e poi da una sentenza importante, ritenuta importante dal GIP, sentenza Pagnozzi, che aveva riconosciuto la possibilità appunto che la camorra avesse delle diramazioni, delle ramificazioni anche sul territorio capitolino nazionale e segnatamente su quello capitolino. Tutte le ordinanze si occupano. Grazie. Ebbene, già il Tribunale diceva: guardate, così come contestata sia dal pubblico ministero che come motivata dall'ufficio del GIP, la contestazione in sé sotto l'aspetto soggettivo non vale. Sul punto richiamava forte la sentenza a sezioni unite, la 8545 del 2020, che diceva cosa? Che non è necessario che la finalità sia perseguita da tutti gli agenti, purché gli stessi si rappresentino che i Correi abbiano agito con la finalità di agevolare una consorteria criminale specifica, dettagliata, individualizzata, particolare appunto, cosa che negli atti non vi è, cosa che non è emersa nel corso del dibattimento, cosa che non è stata provata dall'ufficio di procura, ragion per cui sull'aggravante dell'articolo 7, come dire, questo difensore si riporta sostanzialmente alla motivazione e ritiene pertanto che sicuramente ex ante vada esclusa la stessa. Nel dettaglio abbiamo ascoltato, è emerso come il D'Alessandro, unitamente al proprio socio, si fossero rivolti, abbiamo detto, visto i problemi di carattere economico che avevano per sfondare il lunario, per continuare la propria attività di vendita, soprattutto dei capi di abbigliamento, si fossero rivolti a questi due soggetti, Vestiti e Sorrentino, che loro conoscevano appunto perché già soggetti che avevano venduto, con i quali avevano commerciato in capi di abbigliamenti, appunto per recuperare del denaro da utilizzare nelle attività che volevano appunto compiere in questo tipo di settore. Su questo, signor Presidente, come dire, i fatti sono chiari, sono evidenti, vi è un procedimento parallelo, lo abbiamo più volte sostenuto, l'abbiamo dimostrato anche con un decreto che dispone al giudizio nei confronti degli stessi a Napoli, che vede appunto il D'Alessandro, unitamente al socio, come vittime di usura da parte di questi due soggetti. E sono vittime di un'usura importante, di un'usura forte, di un'usura cruenta, dal momento che dalle intercettazioni del processo partenopeo è emerso in maniera chiara e sta emergendo anche nel corso del dibattimento, un dibattimento che già è incipiato, sta andando avanti in maniera abbastanza veloce, come gli stessi non esitassero di minacciare più volte anche di morte il D'Alessandro, non esitassero a cercare di recuperare anche dei beni immobili di proprietà del D'Alessandro. Su questo, come dire, il commercialista Scarciello ha ben delineato quali fossero i fatti che vedevano appunto il D'Alessandro vittima di questi due soggetti sotto l'aspetto usurario. Parliamo del quantum dei prestiti. Il capo di imputazione parla di un tasso di prestiti, di un quantum di prestiti di circa 1 milione di euro. Come avvengono questi prestiti? I due soggetti, quindi il Vestiti e il Sorrentino, fanno conoscere al D'Alessandro un altro soggetto, tale Tonino Leone. Chi è Tonino Leone? Tonino Leone è titolare di una serie di negozi di abbigliamento in Svizzera, che gestisce anche per il tramite della moglie, di diverse imprese di costruzione, nonché titolare di una società fiduciaria, la Sofiregge. Questi finanziamenti come sono stati effettuati? Non per contanti, non in maniera truffaldina, sono stati tutti finanziamenti realizzati tramite bonifici bancari provenienti appunto
o da tale società o in un solo caso mi pare da un'altra, e tutti diretti alla società d'Alessandro, a dimostrazione appunto della trasparenza con la quale queste attività venivano realizzate, a dimostrazione appunto del fatto che gli stessi ritenevano non ci fosse nulla di oscuro, nulla di torbido rispetto a questo denaro che veniva inviato per sostenere un tipo di attività. Del resto, la Sofiregge, e questo è stata una indagine semplice da realizzare, non è una società inventata, non è una società inesistente, è una società iscritta nel registro appunto delle imprese svizzere che svolge questo tipo di attività, che deposita i bilanci, che è stata ed è ancora probabilmente sotto il controllo costante della FINMA, ovvero di questo organismo svizzero che verifica appunto la regolarità, la trasparenza, la linearità delle condotte di questo tipo di società. A fronte di questi prestiti, il D'Alessandro lo ha ben chiarito, ma lo chiarisce anche il procedimento napoletano, venivano corrisposti a Sorrentino e Vestiti tassi usurari pari al 15% mensili, tutti pagati pro manibus in contanti al D'Alessandro per un lungo periodo di tempo. Ebbene, questa è la fotografia, quindi per diverso tempo il D'Alessandro ha come unici interlocutori Sorrentino e Vestiti, unitamente a questo imprenditore finanziatore ginevirino, il Leone, con il quale il D'Alessandro riesce nel corso del tempo a costruire un rapporto fiduciario. Si è detto, lo hanno detto alle ultime udienze, che D'Alessandro era molto bravo a gestire i rapporti interpersonali, a costruirli e a mantenerli, è vero, e questa sua bravura gli ha consentito poi nel corso del tempo di realizzare un contatto diretto, privilegiato con il Leone, quando è stato rappresentato allo stesso che i soldi che gli erano stati elargiti erano stati sottoposti a tasso usurario appunto dal Vestiti e dal Sorrentino. Questo procede per un lungo periodo di tempo. A un certo punto, tuttavia, l'attività, anche e soprattutto a causa di questi problemi, nel restituire un tasso di interesse importante, il 15% mensile, impedisce al D'Alessandro di procedere, quindi di saldare mensilmente i ratei. Stiamo parlando di un momento in cui anche dalle intercettazioni emerge che D'Alessandro avesse già restituito circa 1 milione di euro di interessi, quindi avesse restituito sostanzialmente più della sorta capitale allora datagli. Ed è in questo preciso istante che iniziano le pressioni, che iniziano le vessazioni, che iniziano le minacce, prima velate, poi assolutamente non più velate, di morte nei confronti dello stesso. Ed è esattamente in questo momento, signor Presidente, che i due soggetti che non riescono più a ricevere quel tasso di interesse mensile iniziano a parlare della famiglia Senese. Iniziano a dire che quel denaro non era il loro, ma soprattutto non era più di Leone, ma era della famiglia Senese. Mai prima di allora era successa una cosa del genere. Mai prima di quel momento era stato detto che quel denaro non fosse a loro riferibile direttamente o per il tramite di Tonino Leone. Mai. E mai prima di quel momento il D'Alessandro avrebbe potuto supporre che quel denaro
non fosse il loro. Aveva conosciuto Leone, aveva visto la caratura imprenditoriale del Leone, aveva visto che non era un quisque de populo, non era una testa di legno, era un imprenditore solido, economicamente forte, che credeva in lui. C'era stata una captatio benevolenza, bene, ma era un soggetto tale per cui non vi era la possibilità di supporre che non potesse gestire del denaro proprio e che non potesse decidere in autonomia a chi concedere o meno quel denaro. Però a questo punto dobbiamo fare delle precisazioni. I due parlano dei Senese dicendo appunto della riferibilità del denaro alla famiglia, ma il Leone, con il quale il D'Alessandro si era già accordato per avere un'ultima tranche di finanziamento di circa 250.000 euro, non ne aveva mai parlato. Mi scusi, non ho sentito l'importo di circa 250.000 euro, non ne aveva mai parlato, non ne ha riparlato all'epoca. In relazione a questa ultima d'azione non ha detto nulla al D'Alessandro. E allora questo cosa ci fa capire? Che i due soggetti hanno iniziato a millantare l'amicizia, hanno iniziato a millantare la riferibilità del denaro a questa famiglia senese solo per cercare di incutere timore al D'Alessandro e garantirsi quindi cosa? Il pagamento del tasso usurario che da qualche tempo si era bloccato, che da qualche tempo non era più in essere, e quindi non più la sorta capitale che il Leone gestiva in autonomia. Che fa il D'Alessandro? Il D'Alessandro è un ragazzo di strada, è un ragazzo che, come dire, si dice conosce il buono e il malamente, si dice a Napoli. Allora cerca di capire se effettivamente il denaro fosse ascrivibile a questi signori o fosse ascrivibile alla famiglia senese. E riesce, tramite un'amicizia, ad avere appunto un contatto con un membro di questa famiglia. Ebbene, che cosa ci dicono queste intercettazioni? Sono state prodotte dal pubblico ministero, sono state trascritte. Queste intercettazioni fanno emergere una cosa evidente, almeno in relazione a questi capi di imputazione, ovvero che la famiglia senese nulla sapesse di questo denaro, nulla sapesse di questo prestito concesso al D'Alessandro, ma anzi si arrabbia per la spendita del loro nome in fatti che non gli appartengono, per la spendita del loro nome in fatti di cui non erano a conoscenza. È inverosimile, sarebbe inverosimile che vengano utilizzati 1 milione, 1,5 milioni, 2 milioni di euro senza darne contezza al titolare. È inverosimile, anche se si volesse ritenere che questo denaro fosse provento di reato e quindi bisognasse lavarlo in gergo, bisognasse reimpiegarlo, bisognasse reintrodurlo in canali ordinari. È inverosimile che io, che sono titolare di una cifra importante di 1 milione, 1,5 milioni, 2 milioni, non chieda, non dico settimanalmente, non dico mensilmente, ma almeno una volta all'anno: scusa, ma i soldi che ti ho dato che fine hanno fatto? Li hai investiti? Non li hai investiti? C'è un guadagno, c'è una perdita? È inverosimile, è inverosimile. E allora cosa succede? Succede appunto che si legge
che il senese dice: ma fanno il nostro nome e poi avete paura? Io voglio 500.000 euro, non hanno guadagnato loro in 2 anni. Che fa la procura? Che fa l'ufficio di procura? Da queste 2 locuzioni trae la conclusione che il denaro fosse effettivamente della famiglia senese e che, saputo dell'investimento dello stesso, volessero ritornare dell'investimento. Ma, signor Presidente, è vero che le intercettazioni sono le prove regine ormai nei processi che facciamo quotidianamente, però le interpretazioni devono necessariamente essere lette sotto un aspetto logico, sotto un aspetto che abbia un senso. Se il denaro di Leone, quindi erogato dal Leone, fosse effettivamente della famiglia senese, gliela dico subito. Aspetti. Presidente, è pagina 872-874 dell'ordinanza di misura cautelare. Vado più comodo a dirgliela così perché non viene riportato il numero. Stavo dicendo, se il denaro di Leone fosse effettivamente dei senesi e fossero stati erogati prestiti per 1/2 milioni di euro, lo riferisce appunto il senese e questa sarebbe la cifra. Come è possibile che gli effettivi proprietari di tale somma non ne fossero a conoscenza? Non mi si venga a dire che per lavare una somma così importante, come ho detto prima, non si debba dar conto alla lavanderia, tra virgolette, di come fosse stato impiegato il denaro. Ma del resto, la lettura letterale della frase "fanno il nostro nome" ci dà l'idea appunto della questione del millantato credito. Se il denaro fosse stato il loro, avrebbero detto non fanno il nostro nome, avrebbero detto utilizzano il nostro denaro, avrebbero detto hanno dato i nostri soldi e non sappiamo niente, non utilizzano il mio nome, non utilizzano il nostro nome. E allora è la logica che deve intervenire a spiegare la questione. Fate un prestito, non riuscite a farvelo pagare, utilizzate il mio nome, il nostro nome, a mia insaputa, per ottenere il pagamento del prezzo. Voglio una parte del guadagno, è chiaro. Stai utilizzando un brand, stai utilizzando un marchio, voglio avere un vantaggio dal fatto che spendi il mio nome a mia insaputa. Ed evidente è anche la conversazione nella quale appunto viene detta ad Alessandro di non preoccuparsi, perché appunto l'accordo sarebbe stato preso da questo membro della famiglia senese, ma non perché titolare delle somme, ma appunto perché risentito dal fatto che fosse stato utilizzato a sua insaputa il suo nome per somme che non erano le sue. E la conferma di questo dove l'abbiamo? L'abbiamo dalle lamentele dei 2 milanesi, così vengono individuati, che appunto millantano la loro appartenenza ai senese e di fare affare con loro. Sul punto, l'intercettazione tra il padre e il figlio senese nel carcere è emblematica ed è
come ha riferito il D'Alessandro nella memoria difensiva delle spontanee dichiarazioni scritte che sono state prodotte. Del resto, il fatto che quel denaro non fosse il loro gli è stato detto esplicitamente da Vincenzo Senese quando ha avuto la possibilità di parlargli. Ulteriore elemento logico. Se fino a questo colloquio che il D'Alessandro ha con membri della famiglia Senese era stato erogato un prestito di 750.000 euro, sul punto l'ordinanza del riesame fa una demarcazione netta tra, in relazione a questa somma totale di 1 milione di euro, dice i primi 750.000 euro sicuramente sono stati erogati senza che si sapesse, senza che il D'Alessandro sapesse questa somma, di chi era, chi fosse riferibile, mentre i successivi 250.000 euro, che sono quelli che citavo poc'anzi, dice sempre il riesame, invece possono rientrare nella formulazione del capo imputazione perché appunto c'era stato il colloquio tra D'Alessandro e Senese e quindi da quel momento bisognava capire che quel denaro appartenesse a tale tipo di famiglia. Ma, signor Presidente, se il denaro fosse stato effettivamente il loro, io non mi spiego una cosa, poi, come dire, posso sbagliare, posso avere dei limiti, ne ho tanti, anche su questo probabilmente, ma poi dovrà essere il Tribunale a spiegarmi perché, se il denaro era di Senese e fino a quel momento era stato erogato 750.000 euro che non erano stati restituiti, si parla con il Senese, si viene a conoscenza che quel prestito importante apparteneva a loro e che non era stato saldato, però si riesce a farsi dare altri 250.000 euro da Leone. Questa è una cosa che io non riesco a spiegarmi. Se il denaro era il loro, come fanno a dare l'assenso, a dare quest'altra somma al D'Alessandro? Come fanno a dire a Leone, che viene ritenuto dall'ufficio di procura un tramite, un loro tramite nel investire il denaro provento dal reato, a dire vabbè, fino a mo' gli abbiamo dato 7,50, non ci hanno restituito nulla, dagli altri 250.000 euro. Presidente, sul punto io ho una spiegazione diversa dal fatto che il denaro non fosse dei Senese, ma fosse direttamente riferibile a Tonino Leone, un'altra spiegazione non riesco a dargliela. O sono dei soggetti, come dire, che non ci tengono, ma non a cifre piccole, a cifre enormi, oppure il denaro non è il loro. Tanto è vero che D'Alessandro bypassa i milanesi, va da Leone, Leone spontaneamente gli eroga l'ultimo prestito, 250.000 euro, all'insaputa di tutti, all'insaputa anche dei due. Tanto è vero che si lamentano alle intercettazioni del fatto di come D'Alessandro fosse riuscito a prendere questo ulteriore prestito da parte del Leone. Senese dice che i milanesi sono delle merde, espressamente lo dice nelle intercettazioni, in quanto gli avevano prestato delle somme senza dirgli nulla e che pertanto per il futuro si sarebbe dovuto accordare con lui. Ma se è così, ribadisco, com'è possibile che gli venga dato un ulteriore prestito? Com'è possibile che gli vengano dati altri 250.000 euro? Questo è un punto fondamentale nella ricostruzione logica dei fatti, che ci fa capire che sicuramente quel denaro non era loro riferibile, quel denaro non era loro ascrivibile. Come ho detto prima, il Tribunale del riesame, nell'ordinanza, pagine 14 e seguenti, parla dell'elemento soggettivo del reato e dice appunto che questi bonifici ammontavano per un periodo da maggio a luglio 2017 ad euro 750.000
poi nei successivi periodi, novembre e dicembre 2017, ulteriori bonifici per euro 250.000 euro. E allora ritiene sempre il Tribunale del riesame che la provvista indiziaria in ordine al delitto non potesse riguardare sicuramente la prima tranche, quindi sicuramente i primi 750.000 euro, appunto perché non vi sono elementi tali da far desumere. Ma a parere di questa difesa anche la successiva tranche di 250.000 euro non può essere ritenuta valida, non ha elementi concreti sui quali poggiare la conoscibilità, la conoscenza, l'assunzione dell'alea rispetto alla contestazione di quei capi ai 27-31. Senese non sapeva nulla del denaro che tramite Vestiti e Sorrentini era stato erogato direttamente da loro per il tramite di Leone. Che queste somme fossero riferibili alla famiglia Senese non ne parla mai Leone, mai. Anche nel processo napoletano non viene mai detto niente di questo. Leone concede questa somma all'insaputa di tutti, quindi all'insaputa anche dei milanesi, tanto è vero che i milanesi si arrabbieranno, dice ma perché gli ha dato questi altri 250.000 euro? Perché ha erogato questo ulteriore prestito? Se ci deve ancora pagare il resto, se ci deve ancora pagare gli interessi usurari sul resto. Leone, come abbiamo detto prima, era titolare di una fiduciaria, di una finanziaria ginevirina, tale per cui non vi erano motivi per ipotizzare che quel denaro non fosse nella sua diretta ed immediata disponibilità, ma fosse un denaro di terzi, un denaro da reimpiegare, un denaro provento di un altro tipo di reati. Sul punto e sull'elemento soggettivo il dolo generico presuppone comunque una ipotetica valutazione sul punto. Questa ipotetica valutazione non è emersa mai e le intercettazioni che il tribunale, la procura vuole far passare come prova granitica rispetto a questo elemento, come ho poc'anzi detto, in senso logico dicono diametralmente l'opposto. Presidente, circa i capi di imputazione, anche il Tribunale del riesame ha ben valutato la questione dei problemi bancari del D'Alessandro, ritenendo appunto che in relazione a tutti i capi di imputazione di intestazione fittizia, eccezione fatta per il 31, ma ci arriviamo di qui a un momento, fosse evidente non soltanto, abbiamo detto, la mancanza del dolo, ma anche il fatto che se vi fossero state delle intestazioni a soggetti che non erano direttamente il D'Alessandro, il suo socio, era stato solo ed esclusivamente per questi problemi con le banche, per questi problemi nell'accesso al credito, problemi di accesso al credito che poi hanno determinato questo processo, essendo stati posti sotto scacco dell'usurario. E infatti dice sempre il Tribunale del riesame: nel caso in esame è stato evidenziato che sicuramente sino al mese di ottobre 2017 non può ritenersi provato che gli odierni ricorrenti, quindi il D'Alessandro, anche il D'Alessandro, fossero a conoscenza della riferibilità del denaro da loro ricevuto e poi impiegato nella loro società, la ITB, da parte della famiglia Senese.
Relativamente invece al capo 31, signor Presidente, anche nelle dichiarazioni del socio del D'Alessandro emerge come nell'ultimo periodo oggetto della contestazione, oggetto specifica di questo tipo di contestazione, il D'Alessandro fosse stato messo a lato dell'azienda, fosse stato parcheggiato, non doveva più aver controlli diretti, indiretti e quant'altro. E allora sotto l'aspetto temporale già questa dichiarazione a parere della difesa fa venir meno la possibilità di emettere una sentenza di condanna anche in relazione al capo 31. Presidente, io l'ho detto al collega, ero veloce, mi sto avviando alla conclusione. Ritengo però che prima della conclusione e prima che voi di qui a qualche tempo, di qui a un mese se non vado errato, vi ritiriate in Camera di Consiglio, dobbiate provvedere ai sensi del 523,6 ad acquisire qualcosa. È ai vostri atti, sono ai vostri atti una serie di istanze di questo difensore volte ad ottenere il dissequestro e o ad ottenere la copia di un quaderno sottoposto a sequestro all'atto dell'esecuzione della misura cautelare nei confronti del D'Alessandro. Questo stesso quaderno, da ultimo, è stato da me richiesto al Tribunale, che aveva dato parere positivo nulla osta all'ostensione e alla copia dello stesso, poi ritirata sulla scorta di un diniego postumo dell'ufficio di procura. Questo difensore, stamattina l'ho detto al pubblico ministero, prima della discussione, lo ha chiesto molte volte questo quaderno al pubblico ministero, è stato sempre negata la possibilità di estrarne copia ritenendo che vi fossero delle indagini in corso. Benissimo, non ne abbiamo chiesto il dissequestro, ne abbiamo chiesto la copia, perché in quel quaderno il D'Alessandro appuntava quotidie quello che gli avveniva, aveva appuntato le minacce, aveva appuntato le dazioni di denaro, aveva appuntato come dopo il colloquio con il senese, come dire, era ancora più consapevole che quel denaro sicuramente non era loro, ma ci è stato negato sempre, nonostante fosse stato oggetto di sequestro all'atto della esecuzione della misura cautelare. Mi direte, avvocato, scusate, ma avete fatto il riesame, perché non ne avete estratto copia in quel momento? Non ero io il difensore dell'epoca, non è stata fatta dal collega che mi ha preceduto, ma ritengo che essendo un atto realizzato in questo procedimento sicuramente ne doveva essere data copia, ribadisco, non restituzione, copia, perché era un elemento che avrebbe fatto emergere come la ricostruzione del D'Alessandro, come la ricostruzione operata in quelle poche righe di dichiarazioni spontanee, era vera. Viene utilizzata sovente dalla procura, da tutte le procure, il rinvenimento dei taccuini con i pagamenti, dicono questa è la prova, ci fornisce la controprova delle nostre idee, delle intercettazioni. Nel caso sicuramente sarebbe stato uguale, ma in senso contrario, sicuramente sarebbe stato uguale in senso positivo al D'Alessandro, ma la copia non c'è stata data. E allora chiedo che prima che entriate in Camera di Consiglio provvediate, come ho detto, ai sensi del 523,6 all'acquisizione, ordinando al pubblico ministero di acquisirne copia agli atti, perché potrà essere un canovaccio della verità di come si sono svolti i fatti.
Presidente, detto questo, la difesa di D'Alessandro pertanto insiste affinché voi lo vogliate mandare assolto, perché il fatto non sussiste, non avendo il D'Alessandro contezza che il denaro non fosse riferibile a Leone, cioè al soggetto che materialmente glielo dava, e per non aver commesso il fatto in relazione alle intestazioni fittizie. In linea gradata, e lo faccio veramente solo ai fini del verbale, esclusione dell'aggravante di cui al 416.1 per le motivazioni di cui sopra, ma a cui rimando sostanzialmente l'ordinanza del Tribunale del riesame, irrogazione del minimo della pena e minimo aumento per la continuazione, con il riconoscimento delle attenuanti generiche prevalenti rispetto a tutte le altre aggravanti, essendo già, come ritengo, caduta l'aggravante d'effetto speciale, avendo il D'Alessandro un ruolo atipico qui imputato con i milanesi, a Napoli vittima dei milanesi, parte civile individuata dalla procura, ammessa dal giudice dell'udienza preliminare e evidente dagli atti di indagine. È un soggetto che è in misura dall'inizio, ha sempre rispettato tutte le prescrizioni concessi, è un soggetto che ad oggi è assolutamente incensurato. È la prima volta che si trova a dover difendersi in un'aula di tribunale. Esatto. Grazie Presidente. Grazie a lei, Avvocato. Allora, sì. Sono stata contattata dal sito di proprio collegamento sul che voleva parlare sulla commissione di fiducia, solo che a me risultava essere difeso da... È presente, è arrivato, possiamo dare atto della presenza dell'Avvocato Carlo. È Carlo Pecoraro? Non ricordo. Carlo Pecoraro, lo possiamo mettere in contatto. Prego. Chi conclude? Avvocato Barone? Buongiorno. Quindi la difesa, mi scusi Avvocato. Di Biancatelli Lucia. Biancatelli. Signor Presidente, onorevoli giudici, pubblico ministero, Quindi mi scusi Avvocato, sta allontanandosi? Sì, vuole lasciare in sostituzione qualcuno o la nominiamo, non so, l'Avvocato Giordano c'è? Possiamo fare l'Avvocato Carla Giordano, ex 102? Va bene, grazie, buongiorno. ritorno a Napoli, grazie a te. Mi scusi Avvocato Barone. No, ci mancherebbe. Allora, prima di entrare nella discussione che preannuncio sarà abbastanza, spero puntuale, ma nel senso di specifica sui punti e quindi non particolarmente contenuta, riconosco che il grande aiuto che ha fornito il pubblico ministero con la sua requisitoria, sicuramente sobria, sicuramente calzante, puntuale, nella descrizione dei singoli accadimenti, trova, e che ho potuto poi tra l'altro anche ascoltare dal vivo grazie alla sempre presente Radio Radicale, dicevo, ho potuto prendere degli appunti che proprio sulla falsariga, perciò di quello che è stato il focus messo in evidenza dal pubblico ministero, dall'illustre pubblico ministero nel corso della sua requisitoria, potrà aiutare, io credo, poi alla comprensione di quelle che saranno le doglianze massimamente in punto di diritto che questa difesa muove nella ricostruzione. Il pubblico ministero, in particolare nel affrontare questa tematica per alcuni versi inquietante del giro di
prestanomi, di attività di interposizione, eccetera, ha fatto espresso riferimento testualmente a due, anzi tre per l'esattezza, circostanze che ritengo che debbano essere necessariamente affrontate in punto di discussione. Ha detto cioè che vi sarebbe stato un interrogatorio della Daloisio nel quale si parla di minacce nel 2020 e che secondo me questo sarebbe un tema di prova che andrebbe quantomeno, ma non vuoi altro per la estensione, perché stiamo nella medesima condizione della Biancatelli, sicuramente apre uno scenario sì inquietante, ma che poteva anche prefigurare dei sensibili sviluppi a vantaggio, oggi dico io, per l'imputata Biancatelli, perché potremmo immaginare la violazione dell'articolo 611 del Codice Penale, quindi con una precisa esenzione da responsabilità del soggetto in qualche modo costretto. Un secondo passaggio che ha attirato la mia attenzione di questa requisitoria, sempre, ripeto, molto puntuale, è stata quella relativa al passaggio in cui, per descrivere la totale fittizietà della vicenda e quindi in particolar modo questa fraudolenta intestazione di quote societarie e con esse delle attività complementari, quali quelle di ottenere appunto erogazioni per il mutuo, per l'esercizio di attività commerciali, investimenti nei settori della ristorazione e così via, ebbene il pubblico ministero ha ricordato una frase che avrebbe frutto di intercettazione: loro meno parlano e meglio è, che un po' in modo strisciante fa comprendere anche l'atteggiamento di sospetto, e vedremo come anche questo atteggiamento di sospetto nei confronti delle sconosciute, chiamate in altri termini stesignore, avrà la sua importanza per la ricostruzione. Il terzo passaggio che ha, il pubblico ministero ricordato ci dice è un tipico caso di scuola, perché sarebbero avvenute addirittura intercettazioni in diretta mentre si forma la società, e ci dice la totale ed assoluta inconsapevolezza delle due signore di essere soggetti che gestiscono direttamente la società, ma la consapevolezza di prestarsi formalmente alla gestione della società stessa. Questo è quanto si può godere, nella discussione riportata. Ecco, io ritengo che già in questa requisitoria possiamo cominciare a trovare i punti che interessano Biancatelli. Latita, secondo la nostra prospettazione, infatti, completamente il requisito della dimostrazione di quello che costituisce, il plafond necessario per qualunque tipo di delitto, l'elemento soggettivo. L'articolo 512 bis, che altro non è stato che l'inserimento, come è noto, della riforma Orlando, di quello che era prima l'articolo 12 quinques, pone a fondamento della fattispecie un'operazione negoziale di natura simulatoria che si perfeziona tra colui che realizza appunto l'intestazione fittizia e colui che consapevolmente assume un ruolo. Una norma, si badi bene, che sanziona, almeno secondo lo spirito più costruttivo dello spirito della legge, nella parte cosiddetta testuale, la sola condotta di chi, pur rimanendo l'effettivo titolare, fittiziamente attribuisce ad altri denaro, beni o altre utilità, perseguendo determinate finalità illecite. C'è una norma che non replica la sanzione per l'intestatario, il cui consenso permette la necessaria relazione tra le due condotte. Verrebbe a dire, punisce il cedente, l'interponente, ma non l'interposto. La dottrina in particolar modo ha sul punto scritto, e si è ulteriormente confrontata, con la necessità di collocare questa forma di reato nella tipologia del reato a concorso necessario. Concorso necessario che stranamente però sembrerebbe, esprimendoci la voluntas del legislatore,
non sembra abbia voluto punire in egual misura la condotta agevolatrice. La giurisprudenza presenta un indirizzo abbastanza costante fino al 2016, anche se non unanime, in cui si dice che, leggo testualmente una delle ultime, del 17 febbraio 2016, se l'intestazione è fittizia, l'intestatario non può rispondere del reato di trasferimento fraudolento di valore, ma semmai di altro e diverso reato. La norma infatti punisce colui che attribuisce fittiziamente ad altri, non anche il soggetto a cui è stata simulatamente attribuita la proprietà o il possesso dei beni. Insomma, un primo punto a corollario di questo ragionamento è che la posizione di chi si presta, benché la norma di riferimento non preveda la punibilità del cessionario partecipe, abbiamo detto necessario, sono pacifici nel riconoscere una natura necessariamente concorsuale rispetto alla costruzione della fattispecie, perché è un reato, ricordiamolo, il cui comportamento è a forma libera, ma laddove per scelta, ovviamente quindi è stata operata una selezione, così dobbiamo immaginarla, non si punisce il soggetto interposto. Successivamente vi sono stati, e ancora oggi ve ne è un'ampia traccia in alcuni dei codici commentati, si pensi ai codici Insolera, Stortoni, oppure agli scritti di Zanotti, di Trapasso, di Mucciarelli. Ebbene, ci sono state numerose sfumature, anche se differenti, in cui l'organo giurisdizionale, a fronte di una norma, ripeto, connotata in questa maniera, ha tentato di valorizzare comunque la figura del destinatario dell'alienazione, qualificando la condotta come con causa necessaria e quindi, con la concezione monista tipica del reato concorsuale, l'ha fatta rientrare nell'articolo appunto 110. Fa piacere allora leggere che proprio una recente sentenza del luglio 2021, proprio perché ha voluto in qualche maniera creare, io lo chiamo una sorta di ponte tra l'indirizzo precedente, più, secondo il mio punto di vista, secondo la mia prospettiva, più vicino al tenore testuale, e quello successivo, che invece sembrerebbe parlare di una norma implicita, in cui cioè la condotta dell'interponente è una condotta implicita e quindi da assimilarsi al soggetto interposto, dicevo, hanno tentato, e questa sentenza ne è, dicevo, una dimostrazione, la necessità di tipicizzare l'operazione negoziale di natura simulatoria, dicendo testualmente che ciò attrae nella dimensione astratta di un giudizio di strumentalità necessaria alla condotta del fittizio intestatario, ponendola sì come condizione indifettibile di ipotizzabilità del fatto espressamente punita, ma in tal senso non è irrevocabile in dubbio che il giudicante, in ossequio al principio di stretta legalità, debba prestare particolare cura nel confrontarsi con l'informazione probatoria nella quale la condotta posta in essere dal terzo intestatario venga verificata scrupolosamente che corrisponda non solo a quella perfettamente descritta dal legislatore, ma che ad essa debba essere necessariamente esteso in quanto dolo specifico quell'elemento soggettivo, che è l'argomento sul quale oggi noi ci dobbiamo confrontare, perché se alla scelta legislativa abbiamo opposto una estensione interpretativa, dobbiamo necessariamente fare i conti con quello che la norma comunque punisce e cosa richiede perché il soggetto possa essere chiamato a rispondere. Allora, la Biancatelli ha acquisito una quota della società Oro Bianco SRL, un atto che viene, diciamo, in essere il 30 giugno 2017. Una società questa che, in base al costrutto accusatorio, che questa difesa non ha ragione di dubitare, sarebbe stata gestita dal Domenico Mastrosanti e Angelo Senesi, i quali avrebbero attribuito fittiziamente la titolarità alla Biancatelli e alla D'Aloisio al fine di eludere le disposizioni in materia di misure di prevenzione e, in relazione al capo 41, anche si legge per agevolare le due condotte di riciclaggio e reimpiego di cui ai capi 42 e 43. Ciò che preme accertare dunque è se e in che misura la Biancatelli abbia, proprio facendo, come dire, proprie le argomentazioni della Cassazione
quest'ultima, acquisito tale quota, come dire, munita, userò questo termine, munita, corazzata di quel dolo specifico che impone non solo la consapevolezza, signor Presidente e onorevoli giudici, della natura simulatoria dell'atto negoziale, ma soprattutto che detta operazione sia esattamente posta in essere guardando in maniera teleologica la funzionalità per il soggetto che viene appunto a beneficiare di questa interposizione, ad eludere vuole disposizioni in materia di prevenzione personale e patrimoniale, soprattutto quest'ultime, che avrebbero potuto colpire Mastrosanti e Senesi, attesa appunto la natura dei precedenti penali degli stessi, nonché in relazione al capo 41, quando parliamo appunto dell'acquisto dell'ulteriore quota della società succitata, diretta ad agevolare la commissione di quei reati che io correttamente dico complementari rispetto al primo, cioè del riciclaggio e dell'autoriciclaggio. E se preme, dico, verificare la sussistenza dell'elemento soggettivo del dolo specifico, perché è richiesto proprio ai fini della punibilità, come ci ricorda la sentenza 5541 del 15 gennaio 2019, per esempio, dicevo, questa caratterizzazione della consapevole determinazione in qualsiasi forma realizzata, perché non ci dimentichiamo è un reato a forma libera, sicuramente però bisogna fare quel distinguo che diceva la primaria giurisprudenza, la primaria dottrina, cioè questa difformità tra titolarità formale e titolarità così dire meramente apparente, voi sapete, non fosse altro perché quotidianamente vi occupate di reati tributari, di reati contro, diciamo così, delle bancarotte e così via. Che cosa voglio dire? L'assumere nell'ambito di un negozio simulatorio la qualifica di testa di paglia, cioè in altri termini di soggetto solo formalmente intestatario, che so, di quote di una società piuttosto che della veste formale di amministratore rispetto al deus ex machina che è il cosiddetto amministratore quindi di fatto, può essere, come dire, di per sé un comportamento che come dire, eo ipso non è concludente. Cioè, il soggetto che pone in essere quel negozio simulatorio, io dico con la quasi totalità, può essere portato a credere che ciò faccia per impedire che vi sia il fallimento della società con il coinvolgimento del cosiddetto amministratore e soci di fatto. Aggiungo, molto spesso questo tipo di veste viene proprio ad essere, come dire, ritagliata accanto a quella figura che più delle altre mostra una sua propria vulnerabilità. Dal punto di vista culturale, la Biancatelli non ha una scolarizzazione secondaria, soprattutto di un soggetto che si venga a trovare in una condizione in cui ha la necessità di lavorare. Ebbene, l'ampiezza e l'indeterminatezza del momento oggettivo trova un limite proprio in quello che dicevo, e potremmo chiamarla per agevolarci nel compito, lo scopo elusivo. Perché quando la cessione fittizia, e in questo ben ha ragione il pubblico ministero nell'individuarne i caratteri nella loro crudezza quando si sono manifestati, ma quando quella cessione, ripeto, sia stata mossa con quella precisa indicazione finalistica, ecco, non basta, cioè non esiste una sorta di proprietà transitiva, proprio per le regole della matematica, che si possa spostare ed estendere quel dolo al soggetto appunto interposto. Proprio la presenza, ricorda sempre quest'ultima sentenza del luglio 2021, in un altro passaggio dice esistono, leggo testualmente, esistono numerosi rapporti di natura civilistica di interposizione che sono perfettamente leciti e che quindi, dice, purché non realizzino un fatto illecito oppure siano in frode alla legge, meritano, parlava del principio di meritevolezza, sono comunque contemplati dal codice civile. Che cosa vuole dire la sostanza? Cioè bisogna stare molto attenti che la finalità, nel caso sia quella orientata, e non abbiamo ragione di dubitarla, secondo il costrutto del pubblico ministero, ad eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione, perché questo è quello che caratterizza il reato di pericolo del 512 bis,
Ebbene, su questo dobbiamo costruire necessariamente la ricostruzione del momento soggettivo del soggetto. E allora, se difetta il dolo specifico, pur se si è integrato il reato nella sua materialità, cioè in altri termini, se l'evento è stato in qualche maniera realizzato, anche con il fine ulteriore, abbiamo gli altri due reati, cioè il riciclaggio e l'autoriciclaggio, ebbene è necessario per individuare se quella condotta di mera intestazione, cioè del negozio simulato, sia effettivamente una situazione che possa rientrare appunto nella tipicità del delitto e quindi in questo senso poterla ritenere integrativa della ipotesi che va sussunta sotto il cappello, diciamo, delle due, anzi in questo caso delle tre imputazioni. E su questo è tetragona la Corte di Cassazione, perché afferma che questo elemento soggettivo deve essere accertato, usa l'avverbio rigorosamente, in riferimento alla figura del terzo intestatario. Ma se noi ci confrontiamo, come è doveroso fare per noi, per voi, con le informazioni probatorie, scopriamo che questo, forse lungo, mi dispiace, mi sono un po' allungato, premessa, trova esattamente una puntuale corrispondenza con quello che sono stati gli approdi di prova. La Biancatelli acquista una quota della società Oro Bianco con atto del 30 luglio 2017. Devo dire che né dall'ordinanza cautelare né dall'informativa finale, ma in questo oggi aggiungiamo la stessa esclusione del test qualificato orecchio, riescono a dirci se vi fosse mai stato un contatto diretto, ovviamente dobbiamo pensare, tra Mastrosanti e Senese, in quanto il passaggio della quota a favore della Biancatelli avviene praticamente in assenza di un'attività intercettiva, e questo è un dato oggettivo. Ma quello che conta è che invece quello che è contenuto nel materiale captativo, che è stato, come dire, saldamente assicurato al processo successivamente, noi abbiamo, e possiamo dire, mettere la parola fine, una pietra tombale, sul fatto che non ci sia mai stato alcun intervento diretto, personale, tra i due soggetti e la Biancatelli. È un vulnus non nell'attività di indagine, si badi bene, è un vulnus nell'attività che ci deve consentire di ricostruire in che modalità, dove, come, quando e perché la Biancatelli sarebbe venuta nella perfetta conoscenza, tanto da aderire a quel disegno criminoso, di stare lì a fare da prestanome proprio al fine di agevolare quello di cui stiamo parlando. Quindi non il negozio simulatorio in sé, che abbiamo detto è insufficiente, ma esattamente abbracciare attraverso una conoscenza, una consapevolezza adesiva a quelli che erano i presupposti dell'azione. Alla mancanza di contatto diretto tra lei e i due soggetti, devo dire che troviamo una piccola sponda già dal giudice della cautela. Perché il giudice della cautela, prima sentivo il collega Napolitano che vi ha parlato dell'ordinanza del Tribunale del riesame, diciamo che noi ci eravamo arrivati già prima col giudice della cautela, perché il giudice della cautela, quando tratta della veste processuale della Biancatelli, è lei stessa ad escludere la sussistenza della circostanza aggravante del metodo mafioso in ordine ai 3 capi di incolpazione, affermando, mi piace riportare per essere fedele il passaggio del giudicante, che è contenuto, lo dico perché lo voleste rileggere, al foglio 1007, quindi 007, dell'ordinanza. Afferma: non emergono dati inequivoci di conoscenza diretta tra Senese e le due donne, né si traggono elementi univocamente diretti a dimostrare che costoro abbiano operato anche nell'intento di agevolare l'attività dell'associazione di stampo mafioso denominata camorra. Cioè, insomma, il giudice della cautela ha escluso la conoscenza, ne ha escluso la sussistenza delle circostanze, ha riconosciuto viceversa la presenza nella sua materialità del comportamento simulatorio
E oggi da questo dato di partenza, come dire, dalle indagini, dobbiamo invece vedere cosa è successo grazie all'istruttoria. Intanto un dato che voi conoscete. Le circostanze della mancata conoscenza oggi è lapidaria perché tutto il materiale intercettivo non conduce a questo risultato. Il soggetto Mastrosanti, e mi riferisco al RIT 292518 progressivo 894 del 23 maggio 2018, chiede a tale Silvana Carrara è la dipendente, la collaboratrice come viene definita, insomma la persona che appare essere un collegamento tra quest'ultimo e le due imputate, e dice di parlare con sto signore. Probabilmente lui addirittura è convinto che sia un uomo, sto signore dice, non è un errore perché l'ho riascoltata, mentre si dovrebbe intendere che voglia dire ste signore, perché sono due donne. Ma qual era l'oggetto di questa convocazione? Andare a recarsi in banca per un adempimento per la società. Possiamo dire perciò che Mastrosanti, che non sa neanche se siano uomini o donne e che non conosce il nome delle due intestatarie, le chiama, se vogliamo pensare a un errore, sto signore, forse voleva dire ste signore. Ma tant'è vero che la Carrara dice nell'ambito della conversazione, ed è il progressivo stesso RIT del 2018 numero 922, quindi dice che è riuscita a contattare Lucia ma non Emilia. E questo fa alla comparsa un nome di battesimo. Ma se compare un nome di battesimo noi ci saremmo aspettati che a quella comparsa vi fosse quantomeno, come dire, un coinvolgimento comunque anche emotivo dell'altro interlocutore che mica sapeva di essere intercettato in quel momento, il quale invece rimane praticamente nella gelida situazione di colui che non sa chi sia né sa che abbia, che competenza abbia o meno. Vediamo se la situazione muta nelle ulteriori conversazioni, perché tra Senese Mastrosanti e il commercialista Pupparo, anche qui ci troviamo di fronte al fatto, è un dato oramai accertato, che Piancatelli non viene mai evocata e la stessa è stata cooptata non in virtù della vicinanza ai Senesi, ma tramite appunto l'intercessione della Carrara, la quale ha avuto modo di far conoscere alla Piancatelli semplicemente la necessità di fare appunto le due operazioni senza nulla spiegare. Cioè l'intercettazione consegna questa fetta, non dice altro e non fa mai riferimento ad un'operazione, si badi bene, che ridondi a vantaggio di soggetti sconosciuti o delle quali lei debba conoscerne l'esistenza. E veniamo alla fedele riproduzione dei dati delle indagini da parte del più che decorato maresciallo Recchio. Ci troviamo nell'udienza dibattimentale del 15 febbraio 2021. A pagina 29 così descrive al Tribunale. Tale ruolo della Carrara si evince dalla conversazione, ci dice, del 23 maggio, progressivo 929, ove Mastrosanti chiama Carrara finché notizi le due donne, in realtà abbiamo detto che invece non dice ste signore ma dice sto signore, quindi un uomo, ma comunque, dell'appuntamento che presentandosi come Mastrosanti di Oro Bianco ha preso con la banca. In particolare si rechino presso un luogo che lui chiama ufficio affinché poi siano condotte alla banca e Mastrosanti raccomanda alla Carrara che le due donne si vestano a modo. Nel corso della conversazione Mastrosanti fa una raccomandazione a Carrara Silvano, quale? Esorta la Carrara a riferire alle sue donne di curare l'aspetto fisico e la loro presenza presso l'istituto bancario. Questo perché ovviamente non conoscendo e non sapendo come sono, come dire, fisicamente, come vestono d'altro, si preoccupa appunto che nei confronti della Piancatelli
e nei confronti dell'altro soggetto ci sia una sorta di presentabilità, visto che devono andare in banca. Alla stessa pagina, pagina 29, il maresciallo Recchio così prosegue: le due donne effettivamente svolgono una funzione di mere prestanome, sono completamente estranee alla gestione della società, e questo emerge, ci dice, in una successiva intercettazione che reca il progressivo 922. In questa conversazione la Carrara assicura di aver provato a contattare le due donne, ma di essere riuscita a rintracciare soltanto Lucia, ma non anche Emilia. Quindi la prima volta viene data, appunto, una volta avvenuto l'appuntamento in banca, avviene un'intercettazione telefonica tra Senese e Donofrio. Ora, già da questo si comprende perciò che la Piancatelli non conosce le finalità che il suo ingresso nella società è diretto a svolgere. Sicuramente agisce nell'inconsapevolezza delle finalità proprie che dietro i soggetti intendono, costituire. Non ne immagina certo, io ritengo, neppure la loro presenza, figuriamoci la caratura criminale. Ma soprattutto la prova provata è che la Carrara, che è l'unico soggetto, che fa da trade union e che si interfaccia con la Piancatelli in queste due occasioni, la mette a conoscenza del motivo che le era stata intestata una quota della società Oro Bianco, presso la quale la Piancatelli, come vi ho già detto, ma come voi leggete nell'atto di interrogatorio reso alla GIP dalla Piancatelli, convinta di trovarsi di fronte ad una lettera di assunzione nella qualità di operaia all'interno dello stabilimento caseario. Ma se il ruolo dell'imputata lo vediamo anche con riferimento al capo 40, è ancora più evanescente, perché l'acquisto di socie della società Oro Bianco, della titolarità di un diverso stabilimento, questa volta a Pontinia in via Marittima 4355, acquistato da Mastrosanti e da Senese dalla società Terre Pontine, l'operazione è anche qui sicuramente vi è un fitto intreccio tra i soggetti interessati, Mastrosanti, il commercialista Pupparo, eccetera. Di Piancatelli non c'è traccia, sino al fatto che la stessa ordinanza del GIP, che cita puntualmente la conversazione tra Mastrosanti e il commercialista, che conferma l'appuntamento dal notaio per la cessione delle quote, cui dovranno partecipare l'amministratore di due società coinvolte, il GIP chiarisce che a questo punto è evidente anche l'errore di prospettazione, perché l'amministratore è la signora D'Aloisio, non anche la Piancatelli, e quindi, scrive il GIP, è evidente che ci troviamo di fronte ad una superfetazione rispetto ad una posizione che non era richiesta. Dice infatti il GIP, osserva a foglio 959 dell'ordinanza, la Piancatelli non poteva servire in quanto socia semplice, ma quell'altra socia, quindi dice, ma doveva servire, scrive espressamente, solo l'amministratore, ossia la D'Aloisio. Sul punto il maresciallo Recchio, pagina 34 dell'udienza del 15 febbraio, chiarisce dal suo punto di vista, nella consuetudine delle interpretazioni delle conversazioni utili per far seguire a tutti un po' lo svolgersi dell'attività investigativa, dice: nella conversazione Pupparo dà indicazione del fatto che è necessaria la presenza del socio amministratore e viene fatto riferimento alla necessaria e indispensabile presenza di Aloisio Emilia, che è socio ma è anche amministratore, e quindi non era effettivamente necessario che fosse presente Piancatelli Lucia, che rivestiva questo ruolo di socio. E infatti chi contatta la Silvia Carrara? Silvia Carrara, su impulso del Mastrosanti, è sempre il GIP che lo scrive a foglio 960, contatta la sola D'Aloisio
ed è sempre e solo la D'Aloisio a partecipare all'incontro dal notaio, cui però sappiamo per tabulas non segue alcuna transazione finanziaria. Allora è evidente che per quanto attiene alla Piancatelli, in ordine a questo capo di imputazione difetta non più qui soltanto la consapevolezza dello scopo elusivo dell'operazione, ma manca praticamente la stessa condotta operativa. Alla stessa udienza, pagina 58, si evince dall'altro come la Piancatelli fosse talmente estranea, io dico, alle dinamiche per le quali è imputata, che gli altri imputati, si dice, non riescono mai a reperirla. Io pongo questa domanda, la rileggo: se risulta oppure no che nell'occorso per esempio la signora D'Aloisio, che era l'amministratrice, si sia in qualche maniera rapportata con la Piancatelli, perché a questo punto, per chiudere il cerchio, il Presidente mi insegna, dovevamo vedere se ci fosse una successiva comunicazione, perché se dobbiamo andare a rinvenire la consapevolezza partecipata e adesiva, poteva anche porsi il problema di dire vabbè, quelli non si sentono, non si vedono, però lo dice qualcun altro. E allora, con la lealtà che spero sempre mi contraddistingua in questo lavoro, ho cercato di fare la domanda diretta al pubblico ministero, al testo introdotto al pubblico ministero. Ebbene, la domanda riceve questa risposta al maresciallo Recchio: non sono stati rilevati nel corso delle indagini contatti tra la Piancatelli e la D'Aloisio. Cioè, ad ulteriore, conforto e a rafforzare la tesi della Piancatelli, che dice al GIP: io ero convinta di essere stata assunta per fare le mozzarelle come operaia, si nutre non più solo delle parole, non più solo di questi fatti, ma si nutre anche di un fatto, un dato tecnico, sul quale il maresciallo Recchio ci dà ragione. C'è un'altra domanda che stimola addirittura, come si legge dalla trascrizione, l'intervento della stessa Presidente. Io avevo chiesto alla stipula dell'atto materialmente, avevo detto: ma mi conferma che è solo la data, in quella data vi è la presenza della signora D'Aloisio in quanto amministratrice? La Presidente interviene e dice: quindi è la Carrara che, non reperita la Piancatelli, si propone previo compenso di rappresentarla? Confermo. In realtà questo reperimento della Piancatelli oggi è chiaro, cioè si è trattato di un errore, perché la Piancatelli appunto non avrebbe potuto comunque partecipare neppure all'atto, oltre a non averci partecipato realmente. Ma altrettanto evanescente è l'ulteriore accusa, il capo 41, relativa all'acquisizione da parte della Piancatelli di un'ulteriore quota della società caseificio Oro Bianco dei fratelli Domenico, quota pari ad euro, se ricordo bene, 70.000. Vediamo un po' la genesi di questo fatto. Allora, siamo in data 7 giugno 2018, dove il commercialista Pupparo parla a Mastrosanti, diciamo che il progressivo 3758, sempre il RIT 2925 del 2018. Che cosa si dicono? Si dicono che era necessaria un'assemblea dei soci finalizzata a un aumento di capitale e al cambio della denominazione sociale. Allora, in questo caso, la Piancatelli si dice che lei non vuole partecipare a nessun tipo di assemblea. Evidentemente aveva capito che era entrata con la certezza di fare l'operaia, a fare le mozzarelle, si era trovata che dopo un mese e mezzo, se ricordo bene i tempi, è più specifica la signora quando fa l'interrogatorio al GIP, continuava a non vedere un euro di stipendio. E quindi che cosa succede? Lei decide di non andare a questo punto. Allora che cosa fa? La delega a quest'ultima da parte della Piancatelli, si dice che sarà sostituita dalla Carrara, viene predisposta da Mastrosanti con l'aiuto del commercialista. 2 più 2, signor Presidente, noi giudici, fa sempre 4. Se la Piancatelli non va perché si è ritenuta offesa perché non ha ricevuto lo stipendio per il mese e mezzo o 2 mesi e mezzo, potrei sbagliare, di lavoro prestato nel caseificio in cui non è stata pagata, è altrettanto lecito pensare che questa delega apparentemente a firma delle Piancatelli sia apocrifa. Sia, mi scusi. Apocrifa, falsa, falsificata.
Ora io che non faccio il grafico, il perito grafico, diciamo, ho visto la foto nella ammissione a gratuito patrocinio, se voi potete farlo, questo almeno, come dire, anche può ricadere nel notorio, rifate quello, riguardate l'atto e vi accorgete che sicuramente non è la sua. È bella, ma diciamo che su questo si sostanzia anche i commenti che fanno i soggetti interessati, perché il progressivo 3882, stesso RIT, non ci muoviamo da quello, Mastrosanti dice ha dovuto fare la procura un macello per la socia, quindi è evidente che c'è stato il problema, insomma è scoppiato. Ma vediamo con molta più abilità come il maresciallo Orecchio ci racconta meglio, in maniera più dettagliata, i passaggi. Foglio 38 delle trascrizioni. Dice il maresciallo: per quanto riguarda il cambio di denominazione, prima il caseificio Robianco aveva la ragione sociale caseificio Robianco dei fratelli di Domenico, è intenzione con questa successiva operazione eliminare dalla ragione sociale la dicitura fratelli di Domenico e far restare soltanto caseificio Robianco. Inoltre, come si dice successivamente, sarà posto in essere un aumento del capitale sociale di Robianco e su questo argomento dell'aumento di capitale interviene un'intercettazione del 4 giugno tra Mastrosanti e Pupparo Italo. Proprio in questa conversazione viene fatto riferimento appunto ai due dati. Ci dice: questa intercettazione è registrata al progressivo 3758 giugno 2018. A differenza delle precedenti operazioni, trattandosi di un aumento di capitale sociale, non è necessaria la presenza del socio amministratore, ma è necessaria la presenza di entrambi i soci. Però, come per l'atto stipulato in data 4 giugno, si riscontra una difficoltà a reperire la figura di Piancatelli Lucia. Per tale ragione i soggetti concordano di individuare una terza persona che formalmente, puntini puntini, il trascrittore non avverte le parole, dice bisogna far risultare come delegata dalla Piancatelli a presenziare all'assemblea dei soci nella quale verrà deliberato l'aumento di capitale sociale. Insomma, signor Presidente, noi giudici, se avevamo un dubbio, il dubbio viene fugato dallo stesso, dall'onestà intellettuale dello stesso investigante, il quale vi dice: guardate, questa da quel momento in poi si rende, come dire, non più disponibile neppure ad andare a fare un atto dal notaio. Prosegue il maresciallo Orecchio. Ovviamente Pupparo dà delle indicazioni a Mastrosanti su chi non deve essere la persona da delegare. Attenzione, quindi c'è una interessenza diretta. Quindi Pupparo esclude se stesso, la figura del senese Angelo e la figura del Mastrosanti. È come dire, tolte queste tre persone, come da indicazione del Pupparo a Mastrosanti, qualsiasi altra persona fisica idonea allo scopo. Ed ecco come nel suo svolgersi che cosa avviene. Successiva intercettazione, siamo sempre il 7 giugno 2018, Mastrosanti contatta Carrara. Carrara Silvana si dichiara in difficoltà economiche, perciò si dichiara disposta a svolgere questa funzione di formale delegata della Piancatelli e a presenziare all'assemblea dei soci, purché ciò avvenga previa corrispondenza di, forse corrispondenza di un pagamento. Ora, proprio perché io ho cominciato leggendovi che la Carrara dice io non sono riuscita a mettermi più in contatto con Lucia Piancatelli, capiamo del perché il dubbio, la certezza che io che la firma sia stata falsificata. Ma proseguiamo. Sempre il maresciallo Orecchio ci dice: la delega non viene prodotta materialmente dalla D'Aloisio ma dal Mastrosanti, che chiede a Carrara Silvana di fornirgli le generalità appunto per il fatto che è impossibile reperire l'altro socio. Il fatto che poi ci sia persino stato a condire il tutto, come dire, l'ulteriore commento che una qualsiasi persona fisica sarebbe stata idonea allo scopo, rende, signor Presidente, noi giudici, ancora più plastica l'immagine sulla quale io sto avviandomi alla conclusione di questo discorso. Cioè, a loro non interessava, o se volete, si guardavano bene, dal rappresentare che cosa e in che misura quell'atto simulato doveva andare, come dire, a coprire, a fare da ombrello. Nessuno di loro si sognava, né la Carrara né l'amministratore, a dire guarda tu stai facendo questo perché questa è una proprietà occulta dei signori camorristi e così via. È evidente che proprio nella superficialità con la quale loro stessi utilizzano il termine
del soggetto e ci dicono che qualsiasi persona fisica idonea allo scopo, cioè gli dai 50 euro più o meno, questo è il senso, può andare da un notaio, mette una firma e se ne rivà. Ecco, qui voi avete la prova provata che quando abbiamo parlato all'inizio di una consapevolezza adesiva a quella finalità, appunto quello che noi chiamiamo dolo specifico, qui è completamente assente. Per volontà, attenzione, non per trascuratezza, per la precisa volontà di questi soggetti di sfruttare, come dire, le persone più vulnerabili, ma stando ben celate, come abbiamo letto prima nel passaggio di quell'altra intercettazione, meno parlano, l'ha ricordato anche in questo, riconosco il puntuale pubblico ministero, loro meno parlano e meglio è, proprio della serie, cioè queste non devono sapere nulla, non devono parlare di nulla. A pagina 55 della trascrizione il maresciallo Recchio viene ad interloquire sempre con chi vi parla in relazione ad altre tematiche importanti, anche se collaterali. Gli era stato richiesto dal difensore se la Biancatelli fosse stata cooptata dai presunti gestori di fatto e lui dice, aggiunge un particolare che è importante, dice: sembra che la scelta sia stata rimessa a un'altra figura, quella che abbiamo detto prima, cioè la Carrara Silvana, in quanto era indifferente per gli altri imputati la scelta della persona. Ma guardate cosa aggiunge il maresciallo Recchio. Anzi, dice, a dire il vero, forse non era neanche troppo gradita, come si evince dal tenore delle intercettazioni. Allora, il soggetto che qui starebbe simulando consapevole, addirittura è un soggetto non gradito. Voi avete, come dire, la prova, la cartina di tornasole leggendo l'interrogatorio del GIP, cioè lei si era lamentata del fatto che non veniva pagata per l'attività lavorativa vera, reale, svolta nel caseificio. Ma talmente è lontana, spazi siderali si pongono tra la Biancatelli e gli affari di famiglia, come è stata chiamata incisivamente questa operazione di PG, che appunto i Correi, i soggetti che dovrebbero fare affidamento su questa persona, non soltanto non vogliono che sappia mai nulla, ma addirittura non ne gradiscono la compagnia. Sempre a quella stessa udienza c'è però un altro passaggio che è altrettanto, diciamo così, illuminante. Perché io chiedo se c'erano state a questo punto chiamate dirette della Biancatelli con mi rivolgo al soggetto commercialista. Cioè vediamo anche se la Biancatelli in questo più breve periodo si sarà sentita pure con qualcun altro a questo punto. La risposta è sempre no. Anzi, quando io pongo la domanda specifica, parlando a quel punto del trade union, cioè di Silvia Carrara, e dico se le risulta sia stata contattata anche dal commercialista, intendendo per tale il Puffaro, il maresciallo dice: ovviamente noi non avevamo sotto intercettazione Puffaro, né tantomeno la Biancatelli, ma conversazioni dirette non possiamo avere contezza. Però il tutto è gestito tra Puffaro e Mastrosanti, cioè in altri termini, benché non ci siano rapporti, diciamo, di cognizione diretta dalla intercettazione, però tutte le altre intercettazioni presenti nel processo escludono che questo ci sia mai stato. Ed è un termine interessante quando il maresciallo ci dà, sto quasi finendo, gli ultimi 10 minuti, quando il maresciallo fa riferimento ad una interpretazione di un termine che lui sente dall'ascolto. Io l'avevo fatta, devo dire, con un briciolo di maliziosità, la domanda dicendo: mi conferma che la delega è stata architettata, operata da Mastrosanti con l'aiuto del commercialista e quindi non vi ha mai partecipato la Biancatelli? Il teste ovviamente mi risponde: certo, lo confermo, anche perché, guardate la sottigliezza della risposta, dalla partecipazione della Biancatelli non ci sarebbe stato bisogno di architettare nulla, perché Biancatelli avrebbe potuto firmare e redigerla. Cioè, che cosa sta dicendo?
proprio il termine che è stato espresso, e questa è pagina 59 delle trascrizioni, cioè proprio il termine architettare che utilizzano i locutori tra loro quando si rendono conto della indisponibilità della Piancatelli, lascia, come dire, disvela a chi deve giudicare che è chiaro che si è trattato di un qualche cosa architettato, cioè posto ai danni di, alle spalle. E allora, senza tema di smentita, possiamo dire che sotto questo profilo i capi di incolpazione siano tutti, per quanto riguarda la Piancatelli, realizzati evidentemente nella materialità, nella condotta, quindi con le precise responsabilità di quelli che sono i concorrenti cosiddetti necessari, ma ne difette in maniera assoluta appunto il dolo partecipativo. E per finire il mio intervento nella base di un apprezzamento a tutto tondo di queste operazioni negoziali, non può non ritenersi che il quadro probatorio sia da ritenere non soltanto ai sensi del 530 primo comma, questa è la mia richiesta, quindi il fatto non costituisce reato perché difette in maniera assoluta il dolo specifico. Devo dire per tutte e tre, diciamo, i comportamenti concludenti che la riguardano, perché in realtà sono l'uno correlato con l'altro, cioè non c'è una Allora, il fatto che una norma nella sua specificità, lo dica espressamente, di andare a guardare l'elusione della misura di prevenzione patrimoniale, però si estende nella stessa misura anche per quello che è il riciclaggio e l'autoriciclaggio, perché anche in questo senso quelle operazioni che sono state poste in essere attraverso appunto l'acquisto formale fittizio delle quote, ovviamente non può essere l'atto in sé, lo ripeto, non è il negozio simulatorio, ci dice la Cassazione, in sé, perché quello, il negozio simulatorio rientra nel codice civile, può avere una sua precisa finalità, non per questo illecita, non per questo in frode. Ovviamente era necessario che ci fosse una partecipazione, almeno come dire, di consapevolezza, e questa non basta, perché accanto a questo dobbiamo mettere poi appunto una realizzazione, significa poi condivisione di quel risultato che si va a condividere, che in realtà non solo non c'è stata, ma chiudo così il mio intervento, perché appunto il soggetto interposto era pure, per sua fortuna dovremmo dire oggi, poco gradita a chi l'aveva messa lì. Io nel ringraziarvi per l'attenzione formulo le ultime mie due richieste. La prima, quella di valutare la revoca della misura. Io mi rendo conto che sono misure cosiddette blande, di terzo ordine, ormai si dice, però di fatto la signora dal suo punto di vista continua a lamentare che ha questo obbligo doppio di dimora e di presentazione all'autorità di polizia giudiziaria, rispetto ai quali non soltanto non ha mai dato segno adito a rilievi, ma soprattutto che le impediscono in questo momento così particolare della sua vita personale, perché ha il compagno purtroppo ricoverato per una grave forma tumorale, di avere insomma anche la certezza per il giorno dopo di trattenersi qualche ora in più all'ospedale piuttosto che fare la corsa per essere presente a firmare. E poiché la signora, credo voi abbiate tutto, ma se vi serve ve lo ridò, era stata ammessa proprio a dimostrazione di ciò che abbiamo detto alla gratuito patrocinio, io vi deposito la proposta, diciamo, di liquidazione che, tengo a precisare, non è il caso vostro, ma che è stata già fatta secondo i parametri, i calcoli propri dell'accordo intervenuto tra credo il Consiglio dell'Ordine e i magistrati, diciamo, del Tribunale di Roma, e quindi è già una quota, come dire, in cui è stato detratto questo famoso terzo, perché in qualche caso purtroppo, ahimè, mi sono trovato detratto 2 volte il terzo. Non so se devo mostrarlo anche al pubblico ministero per il Tribunale si riserva comunque di decidere, non adesso, ma sì, no, io la deposito soltanto, sì. Vabbè. Non so se serve anche, Presidente, il decreto di ammissione. Sì, grazie, okay. Perché è fatto dal GIP, credo. Sì, dal GIP, sì. Lo può sfilare? Da GIP Marzano il 18/11/2020. Approfitto, sì, ok, grazie. Mi scusi, quanto alla richiesta di revoca della misura cautelare, ha fatto un'istanza scritta? La fa oralmente? La faccio oralmente, Presidente, perché le ragioni mi sembrano abbastanza...
Presidente, allo Stato non vi sono elementi nuovi idonei a valutare una modificazione del quadro cautelare, per cui io chiedo che venga rigettato. Sì, e il Tribunale si riserva. E anche sulla liquidazione di gratuito patrocinio si riserva all'esito. Sì, ecco, mi prendo solo questa nota. Sì, arrivo subito. Bene, allora, Avvocato Barone, lei si allontana o chi nomina? Quindi ai sensi dell'articolo 102 è sostituito dall'Avvocato Giordano. Avvocato Giordano, lei ha la posizione della signora D'Aloisio, vuole discutere? Bene, sì. Prego, si accomodi. Grazie Presidente. La mia discussione doveva essere... Che raro. Prego, Avvocato. Doveva essere una discussione telegrafica, ma a seguito delle conclusioni del collega Barone che difende la signora Biancatelli, che posizione praticamente sovrapponibile a quella della D'Aloisio, sarà veramente una discussione di pochissimi minuti, perché poi in realtà la difficoltà in processi di questo tipo di difendere imputati la cui figura è talmente marginale risiede proprio nel fatto che nella moltitudine di documenti, nella moltitudine di trascrizioni di verbali di udienze non emerge alcun elemento, alcun riscontro per cui poter far riferimento e spesso forse può essere interpretato dal giudicante come una mancanza di argomentazioni in difesa del proprio assistito. Ed è questa un po' il punto, la figura della signora D'Aloisio, la cui posizione è del tutto secondaria e proprio posizione secondaria che è confermata proprio dalla pochezza probatoria di questo procedimento nei suoi confronti, pochezza probatoria addirittura minore rispetto a quella della nominata Biancatelli. Ora, è emblematico, a mio modo di vedere, il modo in cui viene trattata la signora D'Aloisio in tutta questa vicenda. Farò riferimento alle telefonate del 4 giugno del 2018, che poi sono le uniche riferibili alla D'Aloisio Emilia, quelle trascritte appunto al RIT 29-25 del 2018, progressivo 30-22. Ci si riferisce alla signora D'Aloisio dicendo bisogna andare a prendere Emilia davanti all'ufficio, quindi come se fosse un pacco postale, e ci si rivolge a lei con questo tono: Emilia, senti, devi stare zitta, muta, non devi dire niente, né una parola, né cavolate, né niente, va bene? Devi stare muta. Poi evidentemente, perché la signora D'Aloisio probabilmente avrà fatto una battuta poco piacevole, comunque una conversazione scherzosa con uno di questi soggetti con cui si trovava e con i quali doveva andare dal notaio, viene in qualche modo appunto redarguita. E tra questi due soggetti nasce una discussione, perché dicono: mi hai fatto fare la cazziata ad Emilia, eppure era una cosa scherzosa, stava parlando, aveva fatto una battuta sui nipoti, e l'altro dice: ma non stava dicendo niente di che, stava parlando tra di noi. E l'altro dice: ma non hai capito, meno si parla meglio è, e così non si sbaglia, la prossima volta dobbiamo istruirla meglio. Quindi dal tenore delle conversazioni si comprende chiaramente che la D'Aloisio viene anche trattata come una persona di scarso livello intellettivo, che non deve essere appunto, che non deve parlare, che deve essere tenuta soprattutto all'oscuro di tutto, meno si parla e meglio è anche tra di noi. Ed è questa infatti anche la conclusione a cui arriva il maresciallo Recchio, perché il maresciallo Recchio all'udienza del 15 febbraio del 2021, in particolare alla pagina 36 delle trascrizioni, ci dice, appunto, ci riferisce nuovamente di questa
conversazione nella quale la D'Aloisio Emilia viene, le viene detto di non parlare quando deve andare di fronte al notaio, gli danno indicazione di stare zitta, di non parlare completamente. Questo, secondo il maresciallo Orecchio, a riprova del fatto che la D'Aloisio sia completamente estranea alle dinamiche aziendali in essere. Ora, se questo è il confine nel quale si muove la signora D'Aloisio, bisogna stabilire se all'interno di questo confine essa possa aver posto in essere delle condotte che possano integrare i reati contestati. Parliamo, come diceva il collega Barone, dal presupposto che l'intestatario fittizio non è immediatamente punito dalla norma, dall'articolo 512 bis, ma viene colmata questa lacuna legislativa dalla giurisprudenza con l'articolo 110, cioè appunto si punisce l'intestatario fittizio a titolo di concorso. Però a titolo di concorso è ovvio che occorre comunque il dolo specifico da parte di tutti i concorrenti. Occorre la dimostrazione del dolo specifico di eludere le disposizioni in legge di materia di prevenzione patrimoniale in capo a tutti i concorrenti del reato, per la cui prova in giudizio non è sufficiente dare conto della fittizia attribuzione della titolarità o disponibilità di denaro. Solo il dolo specifico, che consiste appunto nella precipua finalità di elusione delle misure di prevenzione patrimoniali, qualifica infatti la condotta, differenziandola da una lecita simulazione di carattere civilistico. Quindi, come diceva giustamente il collega Banone, bisogna nell'istruttore dibattimentale dare dimostrazione di questo dolo specifico anche in capo all'intestatario. E mi pare di tutta evidenza che invece l'istruttoria dibattimentale per quanto riguarda la D'Aloisio Emilia abbia dato conto proprio del contrario, cioè il fatto che la stessa, come dice il maresciallo Orecchio, fosse completamente estranea alle dinamiche aziendali in essere. Quindi io mi sento di chiedervi in tutta serenità una sentenza di assoluzione, perché il fatto non costituisce reato per tutte le imputazioni mosse alla stessa. Anch'io vorrei avanzare una brevissima istanza sulla misura. La signora D'Aloisio è sottoposta a misura da più di un anno e 2 mesi, e soprattutto a 3 anni dai fatti che ci vengono contestate. La stessa non ha mai dato adito a rilievi, quindi chiedo che la misura venga revocata, o quantomeno parzialmente revocata, con la revoca dell'obbligo di presentazione alla PG. Grazie. Su questa richiesta il pubblico ministero? Medesime considerazioni relative alla Piancatelli, esprimo parere contrario. E il Tribunale si riserva fuori udienza. Allora, rimangono le conclusioni delle difese Vestiti e Sorrentino. Vogliamo fare, sono le 2:20, vogliamo fare una pausa di una ventina di minuti? Va bene? Facciamo una ventina di minuti e poi ci rivediamo qui. Gli imputati agli arresti domiciliari possono uscire fuori per mangiare, quindi lo facciamo comunicare anche all'ingresso. Presidente, chiedo scusa, se Angelo non esce, rimaniamo qui in aula, quindi non c'è bisogno. Allora esce il Cosentino, va bene. Allora scusateci, le 2:20, facciamo 2:40, 3 meno un quarto, va bene? Avvocato Giordano, lei rimane perché è stata nominata 96. Grazie, avvocato. Grazie.